sanno prendere questi fiori, secondo te? O bisogna rispettare? Ti puoi portare via che non... Ti staccare con le radici in plantale. Questi caghi ne è proprio tanti, sti qui. Interno buso de glace. Pensare alle colonne che era una volta. Avvocato. È facile. Chissà se hanno la mungitrice o mungono ancora a mano. No, mungitrice credo, scherzi. Sì? Sì, sì. E la corrente elettrica dentro, mi pare. Guarda che belle che sono lucide pure, guarda. Bellissimo queste manzi qua. Sì. Che belle che sono, pulite, lucide, sane. Vedi proprio mucche sane. Cioè. Dopo lo domandossi le sue queste vacche, ma Sì. che è la caserma. Però vedi, quelle lì sono manzette, vedi? Più giovani queste qua. Sono giovani, vedi, non hanno neanche l'uvra. O sono manzi che vendono per carne magari. Li tengono su per la carne e poi li vendono. Lo sai, può essere che abbiamo qua. Bellissimo, una scena proprio ecologica sta qua. Sì, sì, sì. Però vedi, le vecchie comandano nel regno, vedi loro. E le giovani sono... Si dice gruppi, Esiste la gerarchia. gerarchia degli animali. Sì. Oh, siamo arrivati al Codice Close. Adesso andiamo a trovare la famiglia di Muti. Guarda che belli questi, Maga Codice Close. questi alberi qua, Bello. Particolare recinzione. Solite splendide margherite. Guarda che margherite stupende. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Adesso dobbiamo fermare. Quanto? Adesso voglio vedere quello che avete lì. Avete anche un po'. No, tu. La formazione. Vai avanti. Tutti gli anni sono qui a fare un po' di film, Tutti gli anni vengo a fare il film. Va bene, no. Questo tempo. Allora qua che mischia il latte. E prima uno sceglie la forma giusta. Il più vecchio qual è? Il più vecchio. Più vecchio. Dietro questo. Ah, non può chi se l'ha? Questo è più fresco. Sì. Perché dopo lo fai invece, lo tiro alla rack. Io porto intera. Sì, come? Intera. Sì, intero. Sì, grande forma. Sì. E tu hai via.
quale e tu lo vedi tu, Non si può pigliare. no? Mi va a fare qualche Non vedi che si sgonfia? no? Bisogna sempre muovere. Va bene, adesso dai skate, Dai perché stai là, lei una calcata qua metterà 4.000 cacciatori a prendere a bordo. 4.000 euro in cacciato quello prima. Dov'è? Lei lo guardi ogni giorno. Sì, però. Che schifo, lo schifo proprio. Visto che l'aumento della terra che sia stato qualcosa che l'ha fatto. Secondo te, quella. Ma non hai idea di che polizia sta qui a sderizzarla così? Sderizzarla da quante? L'abbiano fatto con lo scopo Non ho idea. E quando si va qua di solito una camminata abbastanza tipica di fare la forcellina di Vigneto del Cai. Un quarto d'ora, è andate un po' massa tardi. Ma tornerei su. Sono le 9, praticamente sono partito che mancava poco alle 7, meno 10 sono arrivato a Casere, Val di Lama. Tempo splendido, facciamo una piccola ricognizione poi vediamo di scendere. Dei bellissimi stalloni mi accolgono qui alle Casere. Qui invece la casera abitata, diciamo. Gli stalloni mi stanno seguendo. Altri animali. Puledri, puledrino. La mamma asina, l'asinello, casera incustodita, tutto abbandonato. Evidentemente però è utilizzata. Gli animali stanno a indicare che tutto è ancora abitato, insomma utilizzato se non altro. Bellissimi cavalli. E qui sono i muli. Orgogliosi con i loro. Qui un'altra famiglia di muli mi accoglie dietro. E quanti che ce n'è. Mamma mia quanti. Un altro cavallo qui, altri tutti sono tutti muli. Speriamo che siano di buon umore. Incuriositi dalla mia presenza si stanno avvicinando in tanti. Il resto è abbandono assoluto. Ecco la stradella che arriva. Qui si collega praticamente alla strada asfaltata che viene su da Mezzomonte. Sono le 6, sono le 9. Dopo aver stimolato la loro curiosità, toccherà riscendere a valle. Peccato, mi stavo divertendo. Mi sto trovando nello zaino sto qua. Pussa via cavallino, pussa via cavallino, pussa via cavallino, pussa via. Mi sta proprio seguendo il cavallo qua. Mamma mia, ho un po' paura per dire la verità. Ho un po' paura su qua. Corri. Cavallino piccolino. Bellissimo, che belli che sono sti cavalli. Che scena stupenda. Che scena stupenda.
Questo stallone qui adesso è un po' il capobranco, mi ha seguito, ha visto che sono innocuo e mi lascia andare senza troppe storie. È così che mi segue sempre. E invece lo sguardo da buono, dai. Lo sguardo da buono. Lasciamo i cavalli della Val Aldelama, cominciamo a lasciare la discesa. Ora riprendo la discesa da dove sono arrivato. Il cartello segnaletico mi indica la strada. Lascio la zona recintata e proseguo la discesa. Ruderi della caserra Cavalier. Lasciamo la località Cavalier e scendiamo decisamente verso Val de Croda. Apertura verso la pianura, sotto il nostro paesello. Questi sono i famosi pomei che vengono maturi praticamente con le prime brinate, vale a dire ottobre-novembre. Qui è una pianta molto diffusa. Sto percorrendo in discesa questo brullo costone, con un cospasso di fiori, soprattutto anche genziana lutea. Ora mi devo passare ancora un bel po' prima di prendere la direzione per Dardaco. Bellissimo fiorellino. Genziana lutea, detta anche genziana maggiore, ormai secca. In questa zona ci sono tantissime piantine. Fine della discesa alla Malga, praticamente ho impiegato un'ora e 10, un'ora e un quarto. Ok, funghi raccolti il 16 agosto alle ore 6. Questi sono i caratteristici pitaroi, da non confondersi con le amanite falloidi. Gli altri sono tutte russole.
qualcuna molto fresca, piccola, qualcuna un po' passatella, comunque tutti funghi ottimi. Funghi di provenienza Ligont. Eccola qua la manita commestibile cotta, commestibile cotta. Questo porcinello che al taglio diventa blu è ottimo cotto. Questo è il classico misto bosco di cui io vado goloso. Ora prepariamo a pulirli e tagliarli. Ed ora ecco i medesimi, puliti, lavati, messi ad asciugare, pronti per la cottura. Sono poco più che le 6:10, praticamente poco più un'ora e mezza dalla partenza sono arrivato qui al bivio Fontana Tarabin. Ed ecco la mitica Fontana Tarabin, circa 950 metri di quota. Ok.